Cari amici di Toscana Sprint, le immagini che state vedendo provengono dalla frazione di Segromigno e Monte in provincia di Lucca, nel comune di Capannori. Questa nella giornata della festa della Repubblica del 2 giugno sono andate in scena una giornata di ciclismo. Al mattino la compagine maschile con gli esordienti del primo e del secondo anno e gli allievi, e nel pomeriggio le gare riservate alle categorie femminili, sempre esordienti ed allievi. Le gare del mattino sono state organizzate dalla formazione pistoiese del team Val di Nievole, mentre quelle del pomeriggio sono state organizzate dalla San Miniato Santa Croce. Qui vediamo le operazioni del pre-gara, abbiamo visto prima la riunione dei tecnici, ricordiamo anche il direttore di corsa Gabriele Tordiglione e il vice direttore di corsa era Lucia Annoletti. Questa gara in provincia di Lucca, organizzata da queste due società, che hanno ovviamente fatto sì che si potesse svolgere una giornata di ciclismo nel giorno della festa della Repubblica. Qui vediamo anche il riscaldamento per gli esordienti del primo anno, che saranno 53 partenti per il primo trofeo, Samuele Leto, che questa gara che ha voluto giustamente ricordare un ragazzo scomparso l'anno scorso, il primo giugno dell'anno scorso. Qui vediamo i ragazzi si sono già schierati, dicevamo di questo ragazzo scomparso il primo giugno in un incidente stradale. Abbiamo ricordato poi i direttori di corsa, il vice direttore di corsa, andiamo anche a ricordare il presidente di giuria che era in questa occasione, Fabio Falaschi. Qui vediamo anche Daniel Guidi, a cui era affidato, diciamo, il palco, insieme a lui l'immancabile socio. Qui vediamo anche Gabriele Matteucci, direttore sportivo della categoria esordienti del team Valnievole e anche ovviamente organizzatore di questa uno degli organizzatori di questa gara, che ha voluto fortemente questa gara. Qui vediamo la targa offerta dalla Just Trade, un'associazione di Segromigno e Monte, proprio a Gabriele Matteucci, che ha voluto fortemente questa gara insieme ovviamente alla società, cui ovviamente Team Valnievole e San Miniato Santa Croce. Qui vediamo anche l'assessore allo sport del comune di Capannori, Lucia Micheli. Qui ancora le operazioni qui, ecco qui, e qui vediamo la partenza, diciamo vicina alla partenza abbiamo visto proprio l'assessore allo sport Lucia Micheli con Gabriele Matteucci. Qui vediamo la bandiera a scacchi che si sta per abbassare, si abbassa in questo momento. È partito il primo trofeo Samuele Leto per la categoria esordienti, 53 partenti in questa batteria. Andiamo anche a ricordare le formazioni: l'associazione sportiva dilettantistica Gioca in Bici Oglio, il team Stradella, l'Albergo del Tongo, la Una Bici per Tutti, l'associazione sportiva dilettantistica Fabio Marco Forever, l'Appenninico 1907, la ciclistica Maranello, la ciclistica Buliere di Ponsacco, il gruppo sportivo Vianova, la Berti Mobili Benassi, il gruppo sportivo Butese, la Paco Team, l'associazione ciclistica Caravaglio, il team Cesaro, il team Serio, il team Val di Nievole, l'Unione Ciclistica Donoratico, la Pian di Momio Speedy Bike, l'Unione Sportiva Dilettantistica Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella e il Velo Club Empoli. Qui con le immagini siamo al secondo giro dei 6 da fare, perché questa categoria faceva 6 giri di 3 km e 900 metri di questo percorso cittadino, 6 giri quindi da percorrere per questi atleti. Siamo al secondo giro, gruppo compatto fin qui, non ci sono, vediamo, un po' allungato, c'era stata una sollecitazione ma subito rientrata. Dicevamo prima, sotto l'arrivo, dicevamo del presidente di giuria e del, del giudice d'arrivo. Il presidente di giuria in questa occasione era Fabio Falaschi, mentre il giudice d'arrivo era Marco Disep. Qui vediamo ancora il gruppo compatto, arrivano le maglie della Speedy Bike, della Pian di Momio Speedy Bike lì davanti, li stiamo vedendo, anche quelle della Fabrimar lì nelle prime posizioni. Un gruppo che però nonostante questo sta marciando compatto dopo aver percorso praticamente quasi 8 km di gara. Quindi dopo 8 km il gruppo che comunque rimane compatto, si sta per andare sotto allo striscione d'arrivo. Eccolo qui, 3 giri al termine. Infatti proprio in questo momento abbiamo visto 3 giri al termine lì sul palco, dove Daniel Guidi e il suo immancabile DJ Genfrey erano lì per animare la corsa anche dal palco, con anche la diretta da fermo. Qui vediamo c'è una sollecitazione
di un atleta che sta cercando di uscire. Si tratta di Alessandro Carrera del team Serio, che sta cercando di forzare l'andatura, di provare ad uscire, ma niente da fare, sono subito dietro, il gruppo è subito alle sue spalle. Qui vediamo anche un primo piano di Alejandro Di Riccio, corridore di casa, lui per tanti anni alla Carube Progetto Giovani, nei giovanissimi, quest'anno da esordiente è già riuscito a centrare un successo. Qui siamo con le immagini, ormai manca poco, un giro e mezzo, quando passeremo sotto l'arrivo ci sarà il ormai classico suono della campana. Le maglie sono quelle del team Cesaro a fare l'andatura, gruppo per ora compatto, qualche attacco. Questa formazione campana, il team Cesaro, venuta su anche nella giornata di Casalguidi, che l'ha vista anche piazzarsi nei primi 10 con alcuni atleti, dobbiamo dire in maniera anche positiva. Questa formazione è nata da Roberto Cesaro, ex atleta professionista con Miche e Meridiana, ma legata al territorio toscano con le maglie della Vangida, Juniores, della Embassy Cargo Compass, di Marcello Massini negli under 23. È stato un buonissimo atleta e poi passato professionista con queste formazioni, quindi bello anche questo progetto proprio nato da cosa. E c'è uno scatto in testa al gruppo, l'atleta del Velo Club Empoli, si tratta di Nicolò Cianti, che ha provato lo scatto. Sembrava uno scatto diciamo repentino, anche perché è partito sulla sinistra, è partito proprio di botta, nessuno se l'aspettava. Vediamo, il gruppo è subito lì dietro, però era un po' uno scatto telefonato, è riuscito a prendere una ventina di metri alle sue spalle. Si tratta dell'atleta della formazione della Gioca in Bici Oio, si tratta di Mattia Serini, che ora ha preso in mano le redini, ha preso subito di spunto dopo l'attacco di Cianti, e sta andando da solo, eccolo lì, è da solo ormai in testa alla corsa, sta spingendo. L'atleta della formazione della Gioca in Bici Oio sta cercando di provare a venire via, di fare l'attacco da finisher negli ultimi 3 km e 900 metri. Ha preso una cinquantina di metri, dietro era Massimo Mezzasalma in testa al gruppo a fare l'andatura, il plurivittorioso atleta livornese del team Val di Nievole, che ha vinto anche la maglia di campione provinciale qualche settimana fa, e abbiamo visto il cartello, un giro al termine, si volta un attimo, sembra non essere più convinto della sua azione. Serini, che ha rallentato molto, ha rallentato veramente molto, e qui vediamo che il gruppo è già rientrato, ecco perché scuoteva il capo. 3 atleti del team Val di Nievoli davanti, Di Riccio, poi vediamo di chi si tratta. Di Riccio era Mezzasalma, Di Riccio abbiamo visto lì davanti, insieme anche a Colangelo, quindi il team Val di Nievole in forza, gli atleti proietti proprio da Gabriele Matteucci. Siamo ormai vicini all'arrivo, è già passato l'inizio gara ciclistica per la conclusione di questo primo trofeo Samuele Leto. Laggiù in fondo la curva, hanno girato la curva, e occhio perché c'è un uomo solo al comando, Alejandro Di Riccio del team Val di Nievole, che è riuscito a venire via. L'atleta di casa, diretto da Gabriele Matteucci, sta per andare a concludere vittorioso un'azione da finisher nata ai 500 metri finali. Va a vincere Alejandro Di Riccio del team Val di Nievole. La volata dietro, c'è la volata per il secondo posto, e il casco bianco di Massimo Mezzasalma davanti al gruppo, dovrebbe essere lui. Esce fuori anche Iavazzo sulla sinistra dello schermo. Massimo Mezzasalma secondo, terzo Simone Vernizzi del team Serio, quarto Luca Iavazzo del team Val Nievole, quinto Tommaso Catini della Cavarviago, sesto Daniel Isaac del Pian di Mommio, settimo Gennaro Matrone del team Cesaro, ottavo Leonardo Anichini della Ciclisima Bullieri di Bonzacco, nono Marco Parigini dell'Appenninico, e decimo Alessandro Carrera del team Serio. Con le immagini di questa grandissima vittoria da finisher di Alejandro Di Riccio andiamo alle interviste. Siamo con Di Riccio Alejandro, team Val di Nievole, primo trofeo Samuele Leto, a 2,5 km, hai deciso veramente di mettere la freccia e andare. Com'è nata questa azione? Sì, all'ultimo giro ho provato ad andare in fuga e ce l'ho fatta, con un bello sprint ce l'ho fatta. Perfetto, perfetto. Io vorrei subito chiamare anche il compagno di squadra, dorsale 41, Mezzasalma Massimo. Vieni qua proprio accanto a Alejandro. Ha detto vai, giustamente Di Riccio, provaci te, se poi ti riprendono ci sono subito io dietro, e così è stato. Sì, è partito il mio compagno di squadra Di Riccio Alejandro, e abbiamo tenuto a bada il gruppo, e poi ce la siamo giocati in volata. E per il team Serio è proprio il dorsale
36, Invernizzi Simone è arrivato, complimenti nella morsa del team Valdinevole, ma hai voluto mettere lo zampino con un buon terzo posto. Ho cercato di, cioè nel senso, oddio, cercavo di... Sei emozionato, però chiudi gli occhi e pensa veramente a quello che hai provato in bicicletta, non pensare a quello che dicono i grandi in televisione, non è televisione. Non è che, vabbè, è stata una gara divertente, molto divertente. A chi si dedica questo terzo posto? Vabbè, a tutta la squadra, al mio allenatore e alla mia famiglia. Hai visto che hai parlato col cuore e sei riuscito a parlare. Complimenti veramente a questo podio, grazie, avete onorato veramente Samuele Leto.